Ben trovati a questa puntata di Screenshot. Continuiamo a parlare, ed è quasi doveroso farlo, di quanto è successo martedì sera a Udine, dal corteo Pro-Pal del pomeriggio, poi alla manifestazione che è sfociata in tafferugli, scontri tra la polizia e una piccola parte di manifestanti che hanno tenuto un po' in scacco la città di Udine mentre allo Stadio Friuli si giocava la partita di calcio tra Italia e Israele. Si è parlato pochissimo di pallone alla fine, nonostante la nostra città abbia ospitato la nazionale di calcio in una partita importante che vale per la qualificazione ai mondiali, e tantissimo del resto, come era doveroso fare. Allora vi presento gli ospiti di questa sera. Buonasera e benvenuta a Maria Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera anche a Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, io parto dalla consigliera Capozzi per sentire un po' la voce del Movimento 5 Stelle. Lei era presente alla manifestazione, al corteo Pro-Pal. Insomma, che opinione si è fatta di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato? Noi abbiamo partecipato come Movimento 5 Stelle convintamente alla manifestazione che doveva esprimere e ha espresso solidarietà al popolo palestinese, perché benché sia stato siglato un patto di pace, il famoso patto di pace Trump, la situazione è ancora instabile e quindi non ritenevamo, ecco, che la partita Italia-Israele innanzitutto si dovesse giocare, ma questo ci è apparso sin da subito inopportuno. Eravamo tra quelli che dicevamo che appunto non dovesse aver luogo questa partita. È stata una manifestazione pacifica e lo spirito secondo me non è stato tradito neppure dagli eventi che abbiamo condannato tutti, che si sono verificati alla fine. Hanno partecipato famiglie, l'ho visto anche io, bambini, c'erano tanti giovani che cantavano, ballavano. Non mi è parso, ecco, di vedere situazioni che potessero essere condannate da nessun punto di vista. L'ho vista come una situazione appunto pacifica e ritengo che chi era lì era per manifestare in maniera serena e non ho assistito a situazioni scomposte, perché ritengo che chi si presenta con cappuccio, comunque mascherato, di sicuro non è lì per manifestare, ma è per fare altro. E quindi voglio svincolare proprio i due momenti, perché c'è stata una prima parte, anzi potrei dire tutta la manifestazione, perché nella parte finale si sono realizzate quelle situazioni che anche noi abbiamo condannato, come condanneremo qualunque situazione dove si commettano violenze di qualunque tipo o atti di vandalismo. Abbiamo espresso solidarietà alle forze dell'ordine, ma anche a coloro che facendo il loro lavoro sono rimasti feriti, come ad esempio il giornalista, le cui foto sono circolate nelle varie ecco, esatto. E quindi riteniamo che il diritto di manifestare debba essere tutelato. La gente era lì per manifestare un sentimento di solidarietà, perché non si vede in questo momento, e lo dico in maniera piuttosto critica, rappresentata da un governo che evidentemente non ha avuto una posizione chiara e netta rispetto ad una situazione che era criticabile sotto ogni punto di vista. Quindi c'è stata questa forte presa di posizione, secondo me, da parte dei cittadini, e l'apprezzo perché siamo in un momento storico in cui si assiste proprio al disinteresse di giovani, alla non partecipazione, ecco, anche a quello che accade intorno. Stonavano però, bisogna dirlo, le bandiere con la scritta pace e le immagini che abbiamo visto subito dopo con i lacrimogeni, con gli idranti, i Novelli. Ma infatti non hanno nulla a che vedere, le sassaiole, certo, però non possiamo scindere le due cose, perché sono successe, anche se in parte non sono collegate, ma sono figlie chiaramente di tutta una situazione che si era creata, e oggi facciamo i conti dei danni, che fortunatamente non sono stati tanti. 2 arrestati, l'abbiamo saputo oggi, un uomo di Feltre, un uomo di Buia, poi ci sono altri fermi. Insomma, la polizia sta lavorando anche attraverso le immagini per andare avanti con le indagini, per capire chi sono gli autori di queste violenze. Certo.
L'Italia è un paese democratico, a differenza di molti paesi arabi o di molti paesi in cui vige la Sharia o la fede islamica, quindi in Italia le manifestazioni sono legittime. In Italia durante le manifestazioni è anche possibile esporre dei cartelli che da un punto di vista etico sono vergognosi, ne abbiamo visti tanti che sono esecrabili e condannabili per la violenza insita del messaggio che questi cartelli esprimevano contro il governo, contro Israele, contro il potere costituito. Abbiamo visto bambini sfilare, vittime, i bambini stessi, di genitori irresponsabili che li hanno fatti sfilare con dei cartelli che inneggiavano alla violenza, ma tutto questo fa parte di un ecosistema che abbiamo visto essere formato da persone che vogliono manifestare il loro dissenso per quello che sta accadendo in Palestina e in Israele e persone che invece sono presenti in ogni singola manifestazione, ce ne sono state tante, che cercano di mettere a ferro e fuoco la città. Allora, i cittadini, quelli che hanno un sentimento, hanno una pulsione di avversione verso tutte le violenze, tutte le guerre, quello che è successo con l'attentato di Hamas il 7 ottobre, con le violenze fisiche che hanno subito anche le donne. Piccola parentesi, notiamo anche che ci sono tantissime donne che sembra che manifestino quasi per i paesi arabi, pro-Palestina, non ricordando magari o dimenticando che lì, in quei luoghi, sono soggiogate al maschio, sono trattate come delle bestie, sono sostanzialmente delle nullità. Noi fortunatamente siamo un paese democratico. Questo l'ha detto anche Dettoni, ha detto paghiamo, contiamo i danni della democrazia. Contiamo i danni della democrazia. Quello che però è giusto dire, io continuo a ripeterlo, tutti condanniamo l'abnorme reazione di Israele, ma tutti dovremmo ricordarci che la storia di Israele è una storia dove si sono dovuti costantemente difendere perché sennò sarebbero già stati annullati sia nello spazio che hanno conquistato, ecco, sia anche fisicamente, perché se Israele non avesse avuto la capacità di attivare un sistema di difesa che è quello che lo ha salvato, le decine di migliaia di missili che gli sono piovuti addosso in questi 70 anni lo avrebbero annullato, sarebbero stati disintegrati, distrutti. Allora va bene tutto, va bene essere pro-Palestina, va bene andare lì con le barche a vela, va bene fare delle manifestazioni dove sembra che il cattivo sia solo da una parte, ma ricordiamoci che la gente, tutte le persone provano un senso di repulsione per la violenza, provano un senso di repulsione per la guerra, provano un senso di repulsione anche per gli eccessi di Israele, ma dobbiamo anche mettere in conto quell'altro pezzo di storia che è un pezzo molto importante dove la vita umana è stata, come dire, spezzata da una parte e dall'altra. E voglio concludere semplicemente dicendo: siamo un paese democratico, dobbiamo continuare ad esserlo, però le strumentalizzazioni della sinistra su queste manifestazioni sono evidenti e non di tutta la sinistra, sia ben chiaro. Adesso sentiamo la replica di Capozzi, ma arriva anche un messaggio da casa: dite alla Capozzi di venire a dipingere le case che hanno imbrattato. Ma abbiamo visto che ci sono stati anche, insomma, sulle mura della città sono comparsi delle scritte, degli atti di vandalismo, evidentemente. Ma noi gli atti di vandalismo li abbiamo condannati, ma condanniamo qualunque forma, ripeto, di violenza e questo non deve accadere. E ripeto, le persone che erano lì a manifestare avevano degli intenti pacifici, non erano lì per imbrattare niente. Io ritengo che quelle persone che si sono macchiate appunto di quelle situazioni non c'entravano nulla con la manifestazione pacifica. Voglio riprendere alcuni passaggi fatti dal collega Novelli. Innanzitutto ha rappresentato una manifestazione che evidentemente non è quella a cui ho partecipato io, perché dire che c'erano bambini che circolavano con cartelli... Ho parlato di manifestazioni, io ho parlato delle manifestazioni che comprendono anche quella di Udine, dove non necessariamente
ci può essere stato quel bambino con quel cartello. Perché io, ripeto, ho assistito a una manifestazione dove c'era una partecipazione composta, pacifica, e quando sento dire che Israele appare l'unico cattivo, ma per me appare poco, ecco, la realtà è evidente, c'è poco da considerare così in maniera superficiale, perché parlano chiaro non soltanto i numeri ma anche la distruzione. Io non ritengo neanche che si possa parlare di reazione abnorme, per me lì è una reazione proprio che è disumana. Abbiamo tutti condannato gli attacchi del 7 ottobre, abbiamo tutti condannato Hamas. Nessuno può dirsi favorevole ad un gruppo terroristico, però quello che è seguito è qualcosa di inaccettabile ed è stato condannato non soltanto da noi. Io voglio ricordare al collega Novelli che c'è un rapporto delle Nazioni Unite che dice che lì si è commesso un genocidio, c'è un mandato di cattura internazionale del Tribunale Penale nei confronti di Benjamin Netanyahu, quindi non è che qua parliamo di qualcosa che è suscettibile di interpretazione. Parliamo di qualcosa che è oggettivo, perché abbiamo assistito a una popolazione dove la fame è usata come strumento proprio di guerra, e io questo lo voglio dire proprio oggi, nella giornata in cui ricorre la giornata internazionale dell'alimentazione. Rispetto a questo mi è piaciuto il passaggio che ha fatto il Papa, che è intervenuto dicendo proprio che la fame non dovrebbe essere usata come strumento di guerra, e ha fatto proprio riferimento a Gaza. Quindi non mi pare che qui stiamo esprimendo un parere, ecco, soggettivo. Io dico che c'è un'oggettività sconcertante, e quindi la reazione che si è avuta rispetto a questa realtà è l'indignazione rispetto ad una partita che non può normalizzare appunto tutto questo. Quindi a monte questa partita non doveva essere giocata, e probabilmente non si sarebbero verificati i disordini che poi si sono verificati e che oggi stiamo a commentare. Qualcun altro dall'altra parte, adesso andiamo anche in pubblicità, poi ve lo faccio dire, dice ma non si doveva autorizzare la manifestazione, ma da quell'altra parte allora qualcuno dice non si doveva giocare la partita, non si doveva autorizzare da quell'altra la manifestazione, parte infatti c'era anche da nulla, questo sicuramente non sarebbe successo nulla. Da quell'altra parte infatti anche rispetto a questo c'era sempre chi diceva che forse la partita non doveva giocarsi, qualcun altro invece diceva che la partita doveva giocarsi, ma poi voglio riprendere un ulteriore concetto non appena dopo la pubblicità. Allora restate con noi perché poi arrivano anche i vostri messaggi, leggiamo un po' di messaggi e sentiamo anche Novelli a tra poco. Di nuovo insieme con Screenshot, in studio con noi Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle, Roberto Novelli di Forza Italia. Stanno arrivando anche dei messaggi, intanto parlano di facinorosi a pagamento, poi affermare che Israele abbia conquistato quel territorio è un falso storico, auspico una correzione, ci dice Valentina, e poi di nuovo credo il telespettatore di prima dice che è pronto a dare il pennello in mano a Rosaria Capozzi per andare Ho condannato ogni forma di violenza e di vandalismo, quindi... Però sarebbe disposta casomai se sono serve disposta, ecco, se serve città. Per far tranquillo, per rasserenare tutti, sì, sono disposta a pulire la città, ecco. Grazie. Novelli? Allora, io credo di non aver detto una cosa che non corrisponde alle mie conoscenze, seppur non da storico, che Israele abbia conquistato la Palestina, penso proprio che non posso averlo detto, ma piccola così, visto il messaggio. Allora, sì, conquistato lo mette tra virgolette, sì, insomma, ecco, nel senso di aver preso come proprio quel territorio. Allora, siccome questa è una discussione che potrebbe essere infinita, perché si creano poi le fazioni, e quando ci sono le fazioni naturalmente ci si polarizza, e questo è forse uno dei problemi, che non esiste solo nella nostra bella Italia, ma dovunque si trattino dei grandi temi che toccano anche le coscienze delle persone. Le manifestazioni, abbiamo detto, sono un'espressione democratica, però abbiamo visto come nelle manifestazioni ci sia una sorta di senso unico. Io non ho, come molti altri, visto manifestazioni, seppur in proporzioni ridotte, sullo Yemen, sulla Siria, sull'Ucraina, dove sono morti centinaia di bambini assassinati.
assassinati, anche lì 20.000 bambini sono stati rapiti dai genitori, dai russi, e lì non ci sono state manifestazioni di nessun tipo, o se ci sono state non ce ne siamo accorti. Allora, il tema che esula completamente dal sentimento che ogni persona alberga ha nel suo cuore e quindi di rifiuto verso queste violenze, perché se ci mettessimo ad elencare le violenze andando nello specifico vedremmo degli orrori, oltre che i numeri che possono sembrare spropositati, vedremo degli orrori che fanno rabbrividire, e questo purtroppo lo vediamo anche attraverso dei filmati che sono messi in rete. Ma il tema più, come dire, locale è che si è giocata una partita in cui la nostra nazionale di calcio, per necessità, ha giocato contro un'altra nazionale, che è la nazionale israeliana. Vogliamo ridurre tutto al fatto che se non ci fosse stata la partita non ci sarebbero stati disordini? Se non ci fosse stata la partita ci sarebbe stato un altro motivo per manifestare con gli stessi disordini. La partita è stato, come dire, un amplificatore. Allora, io cittadino, io commerciante, io persona che vivo la città, pretendo che tutte queste manifestazioni, noi siamo fortunati perché ce ne sono poche, tutte queste manifestazioni che rallentano i miei ritmi di vita o li allungano, dipende, mi fanno arrivare tardi al lavoro, mi mettono a rischio l'incolumità, danneggiano la mia città, creano tutte delle condizioni per cui io mi sento, come dire, fuori luogo. Cioè, perché mi sento fuori luogo? Perché non è il mondo che voglio e non mi interessa niente se questo manifesta per una cosa piuttosto che per l'altra. Forse questo è uno dei temi che giro a Capozzi, il fatto che comunque una manifestazione che manifestava per la pace, che è in questo clima, ha comunque che vadano in un campo a manifestare. Ha comunque costretto una città a chiudersi, sono stati tolti dei orri all'esterno, naturalmente per motivi di ordine pubblico, molti commercianti hanno tenuto chiuso. Ecco, anche questo stona in una manifestazione in cui si chiede pace, una città si rinchiuda nella paura. Ma che poi è stata, come dire, sostenuta questa tesi da quello che è successo alla fine. Allora è stata fatta sicuramente una campagna di terrore, ecco, rispetto a quello che sarebbe potuto accadere, ecco. E alla fine qualcosa sì è accaduto e, ripeto, noi l'abbiamo condannato, però rientra tra i diritti democratici poter manifestare. Rispetto alla partita, noi lo ribadiamo, era una partita che non doveva giocarsi perché era una partita che si fondava su principi sbagliati che non regnano nello sport. Innanzitutto due pesi e due misure, perché abbiamo assistito alla squalificazione proprio sistematica della Russia da ogni competizione sportiva, quando invece a Israele viene permesso. Difatti non avete manifestato per la Russia e l'Ucraina. Il collega Novelli diceva e c'è stata una reazione dei Pro-Pal per quanto riguarda l'Ucraina, non abbiamo assistito a niente. Allora io voglio fare una sostanziale differenza, perché mentre per l'Ucraina parliamo di una guerra dove comunque l'Ucraina si è difesa, si sta difendendo e sostenuta nella difesa, ma soprattutto gli aiuti arrivano, mentre invece per quanto riguarda Gaza parliamo di un attacco unilaterale dove si è impedito non soltanto l'accesso delle cose primarie, ecco, medicine, alimenti, generi alimentari, l'accesso di aiuti umanitari da parte di personale medico. C'è stata una chiusura totale, quindi io non metterei le due cose sullo stesso piano, perché, ripeto, lì non si tratta di una guerra, io non la considero una guerra, ma la considero una guerra unilaterale, dove c'è stata invece una popolazione inerme che si è vista sotto attacco costante. Si è vista sotto attacco perché è stata messa nelle condizioni di rimanere lì, mentre i terroristi assassini si difendevano attraverso i corpi della popolazione
e mettevano le loro basi... Ma si sta raccontando qualcosa di falso, ma io devo dire che anche quando c'è stato finalmente l'attacco di una rete televisiva, di una società televisiva, e quindi sono stati attaccati anche dei giornalisti, soltanto in quella situazione il governo Meloni si è sbilanciato dicendo che erano stati attaccati delle persone che non c'entravano niente. Abbiamo assistito ad attacchi a persone civili, a delle situazioni becere che erano sotto gli occhi di tutti, e quindi non si può dire che dietro c'era Hamas. Provare anche a guardare un po' oltre. Da casa intanto arriva un altro messaggio: sapendo come andava a finire la manifestazione, il corteo non doveva essere autorizzato, la FACE si manifesta in modo diverso, e un po' insomma è stato anche detto. Guardiamo un po' oltre. Credete a questo piano? Adesso la situazione potrà pian piano migliorare, queste manifestazioni continueranno e continueranno con gli scontri, perché finché la Palestina non sarà libera del tutto, finché non ci sarà uno Stato, e quindi si andrà avanti comunque, o a un certo punto è anche giusto cercare di tenere un po' i piedi per terra e lasciare provare a vedere se questo piano di pace funziona? Novelli. Dal 1948 noi abbiamo assistito in quelle terre martoriate a una serie ricorrente di eventi, guerre, attacchi, tentativi di pace, rimissioni di cose dette sulla necessità che ci siano due popoli e due stati. Quindi è un percorso martoriato che ha avuto il suo apice con l'attacco del 7 ottobre e quindi poi della reazione abnorme di Israele. Questo processo di pace che si è attivato è un processo complicatissimo, lo vediamo in questi giorni. Hamas sta giustiziando per strada i cittadini che dice che hanno collaborato con lo Stato di Israele, non vuole riconsegnare le armi, vuole far parte del prossimo governo della striscia. È chiaro che è tutto molto complicato e, se vogliamo, è giusto guardarlo con un certo scetticismo, ma si è attivato, e si è attivato con il coinvolgimento anche dei paesi arabi. Quindi noi a questa cosa dobbiamo guardare come ad una cosa grande, enorme, che con l'oggettività che contraddistingue le persone che vogliono guardare un po' più a fondo, sappiamo perfettamente che avrà delle grosse difficoltà a concretizzarsi con i due popoli e i due stati. Però dobbiamo crederci, dobbiamo fare il possibile, e lo Stato italiano ha detto sì al riconoscimento della Palestina, ma a due condizioni. Uno, che Hamas non c'entri niente nel governo della striscia, e due, che Hamas sia disarmato e che tornino tutti gli ostaggi. Che sono poi anche le condizioni della mozione che è stata approvata. Quindi qualcosa si sta andando avanti. Diversa dalla mozione che avevate proposto voi, ma sul piano di pace, sulla speranza insomma che le cose si sistemino senza magari che venga alimentato fuoco da destra e sinistra, ecco, se no le polemiche rimangono infinite. No, noi crediamo nel piano di pace Trump, anche perché in questo momento è l'unica cosa che ha fermato di fatto quello stato di cose gravissimo, ha fermato i bombardamenti, ha fermato le uccisioni. Ora è chiaro che il processo di pacificazione è lento ed è difficile, ma proprio perché parliamo di soggetti che hanno interagito in maniera sbagliata sempre nel tempo. Io mi auguro che la regia da parte degli Stati Uniti, anche dell'Europa, ecco, questa volta sortisca un effetto diverso, ma questo lo dico proprio perché si va davanti, e rispetto a questo ho apprezzato, e come Movimento 5 Stelle abbiamo apprezzato anche l'impegno da parte del nostro governo di voler mandare le nostre forze dell'ordine, che si sono sempre contraddistinte negli scenari post bellici o comunque negli scenari complessi, per la loro professionalità e per il loro proprio impegno rispetto alle popolazioni, a portare appunto pace, a ripristinare una situazione di ordine che in quel caso manca del tutto. Ecco. Da casa ci scrivono quanti dei manifestanti dell'altro giorno avrebbero il coraggio di andare a battersi in Palestina. In Spagna negli anni 30 successe qualcosa di ben diverso. È chiaro che ognuno insomma, manifesta e si batte con le armi che ha. Insomma, non si chiede, immagino, no, che le persone vadano in guerra, però è una considerazione che ci sta.
Certo che ci sta. E mi auguro, ecco, che la soluzione non sia questa, ecco, perché ritengo che la guerra debba essere l'ultima delle possibilità da considerare, ma siamo in un clima abbastanza strano dove appare l'unica soluzione possibile per risolvere una qualunque controversia. Allora, se posso solo concludere velocemente, io ero allo stadio e devo dire che c'è un altro elemento. Per paura che queste manifestazioni, che abbiamo visto essere anche violente, poi creino problemi, ci siano rischi di attentati, si mette in piedi un sistema di sicurezza che è qualcosa di allucinante, costosissimo, che mette peraltro anche nelle condizioni delle forze dell'ordine di dover lavorare in condizioni assolutamente difficili. Tutto questo perché? Perché ci sono delle persone che decidono che quella roba lì è una cosa che gli può essere utile per fare casino, e questa è una cosa che non è tollerabile. Ci fermiamo, grazie a Roberto Novelli, Forza Italia, grazie a Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, grazie alla regia di Gian Domenico Ricci e Francesco Snidro, e grazie a voi di averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Telefriuli.